Nel complimentarsi con la squadra mobile per il risultato dell'operazione, il questore di Venezia non può non sottolineare l'aspetto sociale del fenomeno baby gang, che negli ultimi 3 anni è aumentato. Fa emergere anche il risultato che c'è tanto lavoro di sociale da fare, perché tanti giovanissimi che già si avviano a un percorso criminale fa riflettere, per cui è importante che scatti un'azione generale di tutte quelle competenze che vadano ad approfondire, esaminare i contesti familiari, delle scuole e sociali dove questi giovani operano e vivono il loro quotidiano, che non deve essere assolutamente sottovalutato, perché questo territorio sicuramente per la sua storia merita attenzione, ma merita anche un vivere sociale sereno. Fondamentale il ruolo delle famiglie, secondo il questore, ma non solo. Un appello alle famiglie, ma soprattutto io dico un appello a coloro che sono vicini a queste famiglie, perché ai vicini a queste famiglie un po' l'obbligo di dare una mano, di sollecitare, stimolare una maggiore attenzione nei confronti di ragazzi, perché io credo che la prevenzione significa anche aiutare tanti giovani a non intraprendere percorsi criminali, ma a dare loro un'opportunità.